Salute a tutti! Il Fanon era un recinto sacro, un luogo consacrato agli dei, un tempio o un santuario. In latino fanum è un sostantivo neutro della seconda declinazione, espresso nei casi nominativo e accusativo singolare. Dattivo e ablativo escono invece con fano, come è ancora oggi chiamata la città sul mare, nelle Marche. L'itinerario colloca il Fanum Carisi a 25 miglia, 37 km da Portus Luguidonis. Resti di massicciata sono ancora visibili presso Capocomino e tratti di una strada romana sono stati portati alla luce nei rioni Gollui ad Orgali. Dal porto di Luguidonis alla Sulcis Ogliastrina, posta sullo stagno di Tortolì, due stazioni di sosta intermedie, Fano Carisi e Vignola, sono state oggetto di diverse interpretazioni riguardo la loro collocazione areale. La prima, Fano Carisi, è stata identificata dagli studiosi presso la città di Orosei o nei dintorni di Irgoli, la seconda, Vignola, nel comune di Dorgali. Se si tiene fede ai circa 40 km che intercorrono da Santa Lucia a Fano Carisi, si potrebbe ipotizzare lo stanziamento della città di Fano, anch'essa nel comune di Dorgali. Nella parte settentrionale del territorio di Dorgali, al confine con il comune di Orosei, vi era in antichità un santuario di grande rilevanza, poiché era supportato da una fonte di acqua sulfurea, che soprattutto d'inverno diventava un toccasana per i viaggiatori o per i pellegrini. Tale luogo viene chiamato oggi Santo Giovanni de Suanzu, con riferimento alle terme, che in sardo vengono dette Banzu o Bangiu. Oltre ai materiali di età nuragica, nei pressi di questa località è stato rinvenuto il diploma militare di Tunila, il soldato di Cares. Tunila aveva militato all'epoca di Nerva, 96-98 d.C., nell'esercito romano, congedandosi con merito dopo 25 anni. Ai soldati e ai cavalieri che prestavano servizio nella corte prima di Sardi e Corsi o presso la corte seconda di Liguri e Corsi, di stanza in Sardegna, lo Stato rilasciava la cittadinanza romana con tutti i diritti annessi. Nella località di Cares vi era la caserma dei vigili urbani, documentata da una targa in bronzo, ora esposta presso il Museo Civico di Dorgali, che riporta un finanziamento del prefetto Egnatuleio Anastasio nel IV secolo d.C. L'astronomo greco Claudio Tolomeo, 100-175 d.C., nella sua geografia indica il popolo dei Carensiui fra coloro che occupavano la Sardegna centro-orientale. Dunque i Carenses avevano il loro riferimento nella città di Cares. Da altre fonti più tarde, inoltre, Carinsi era un villaggio medievale posto nella curatoria di Galtellì, ma segnato nel comune di Orosei. Essendo però Cares al confine tra Dorgali e Orosei, è molto probabile che si tratti dello stesso centro. Infatti, nel 1358 il villaggio di Caressus è stato dato presso Cares o Santu Giovanne. I Cari o i Carensi erano anche gli abitanti della Caria, luogo posto nell'omonima regione dell'Asia Minore. Quasi come uno specchio, la Caria Sardo, ossia la terra dei Carensioi citati da Tolomeo, aveva dunque il suo epicentro nella città di Cares. Con il coronimo di Caria veniva indicato anche il territorio di Carale, Cagliari. Caresos era inoltre un villaggio nella curatoria di Civica. Tutto torna alla carena, il corpo della nave, e alla carina, la nave leggera da guerra. Strano, ma la Caria e la Luchia sarde confinano come la Caria e la Luchia Licia anatoliche. I nostri Milis e San Vero Milis sono omonimi di Mileto, una delle più importanti città dell'antica Caria anatolica. È probabile che gli Achei penetrarono in Grecia attraverso il guado lasciato aperto dai Milesi nell'Asia prima di sferrare l'attacco a Troia. Contrariamente a quanto da molti interpretato, al rozzo suon di loquela barbarica distinti vengono gli abitatori di Mileto, recita Omero, quando nell'Iliade descrive i Milesi come l'unico popolo di lingua barbarica o sarda a servire nelle truppe greche durante la battaglia di Troia, 1180 a.C. circa. Sagarena in sardo è il corpo umano e Carina è il nome sardo di Caterina, mentre Carlus è un cognome proprio di Oliena.
Carina e Carene erano il suoso quartiere di Roma ai piedi dell'Esquilino. Nella mitologia Cirene, Currene, era una ninfa cacciatrice. Apollo, dio del sole, se ne innamorò e su un cocchio trainato da Cigni la portò in Libia. Il cocchio era il carro da guerra, detto curru, dal sardo currere, che viaggiava sul suolo come la carina sull'acqua. Pertanto Currene era la diva protettrice dei carristi di terra e di mare. Il fanatico, ovvero sia il protettore del Fano, trova proprio ad Orgali il suo patronimico nel cognome Fancello, in sardo Fancello o Anzello, quest'ultimo con la filisi nella prima consonante, come in uso nella variante della Barbagia. Attualmente sono registrate ad Orgali 150 famiglie di Fancello e altre sono presenti nel circondario, un numero incredibile che porta diritti al Fano dei carristi. La biga da guerra è detta in sardo anche travinzello, sostantivo che esce proprio con il suffisso del fan zello. Il villaggio di Cares potrebbe essere oggi rappresentato dalla chiesa di San Giovanni di Suanz, nei pressi della quale una piccola costruzione con vasca adiacente funge da edificio termale. Attualmente 9 più moderne terme sulfuree sono in ultima fase di costruzione. Ma ciò che contraddistingue questo paradiso terrestre è la gigantesca fonte carsica che fuoriesce dalla roccia e che ricorda molto da vicino quella famosa di Sugologone. Una rivalutazione della storia renderà questo luogo sicuramente più vicino al mito di Cares. La distanza che intercorreva tra la stazione di sosta di Fano Carrisi e la successiva postazione di Vignola era di 12 miglia, un tracciato che equivaleva ai nostri 17,76 km. Tale via, partendo da Suanzo, Cares e tagliando il centro di Dorgali, si fermava proprio a Vignolis o Vignole, ultimo nucleo abitativo nella valle di Ordoene, in direzione di Urzulei. Ancora oggi, coloro che si avventurano nelle escursioni di Sugurropo o di Tiscali lasciano l'auto presso la chiesa di Nostra Signora di Buoncammino o Nostra Senora del Subuno Camino. Nel Medioevo, poco distante dalla chiesa, si trovava il villaggio di Filine, riportato anche con Sifilini o Villa Sifilionis, che nel 1358 pagava un'imposta di 13 lire. L'attuale chiesa di Nostra Signora di Buoncammino, costruita nel 1621, riprende il nome della precedente chiesa di Nostra Senora del Subuno Camino di Filine. Dicono i proprietari di quel fondo che l'attuale edificio di culto è stato spostato rispetto ai ruderi del villaggio, visibili fino a poco tempo fa. Tale abitato era situato nei pressi della località nota oggi con il nome di Zignolda. Se si considera che nell'antichità la singola consonante liquida L trascriveva, come testimoniano Plinio il Vecchio e Velio Longo, anche il nostro suono cacominale D, riportato poi nel latino con la doppia L gemella e nel sardo con la doppia D, il toponimo Vignola diventa magicamente Vignolda. L'unica leggera differenza tra Zignolda e Vignolda è dovuta alla consonante iniziale, che avrebbe subito una variazione di scrittura a causa delle diverse trascrizioni riportate o dalla pronuncia locale, corrotta dall'articolo determinativo sardo. La fertile valle di Ordoene, che significa per l'appunto raccolgo bene i frutti, è costellata di vigneti che alimentano con il loro nettare la cantina sociale di Dorgali, nelle cui varietà di vini è presente il Tunilla, in ricordo del soldato di Cares. La chiesa di Nostra Signora del Subuno Camino è ricordata dai muri Steines in rovina, che danno al luogo un aspetto sinistro, quasi spettrale, addolcito solo dal sopramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei. Poco distante in linea d'aria il villaggio nuragico di Tiscali riporta indietro le lancette alla preistoria. Vi è una logica per cui la sosta accadde nel villaggio di Vignola ed è quella secondo cui venne utilizzato l'ultimo abitato nella valle di Ordoene prima di affrontare un lungo tragitto di 35 miglia, circa 51,8 km, per giungere a Sulcis. I dorgalesi hanno cercato nei secoli di mantenere legami con questi due centri, ricorrendo alle feste di San Giovanni Battista e di Nostra Signora di Buoncammino. Anche gli automobilisti che da Dorgali vanno a Tortolì, percorrendo l'orientale sarda, si augura ancora un buon cammino.
Saludos.